chi è coinvolto lasci il potere. Io chiedo a questi personaggi, dall'ammiraglio al mozzo, di tirarsi da parte. Si riferisce anche al leader Umberto Bossi? Ma io dico a tutti quanti, io ho detto dall'ammiraglio al mozzo, quindi comprendo tutti quanti, non faccio distinzione. È un fiume in piena lo sceriffo all'indomani dell'indagine destinata a stravolgere il futuro della Lega Nord. Gentilini ne ha per tutti, per il cerchio magico che a suo avviso dovrebbe dimettersi in toto fino ai livelli più bassi del partito. Gli accertamenti, tuona il prosindaco, avvengono in periodo elettorale, ma le forze dell'ordine di certo non hanno tempo da sprecare. Ho anche fiducia nelle forze dell'ordine, perché non credo che si lancino allo sbaraglio. Ora sia Roberto Maroni a prendere in mano il partito, alza la voce. Perché gli altri non li vedo all'altezza e non li vedo capaci di risolvere per la Lega questo momento tragico, perché è un momento tragico. Dall'altra parte del corridoio di Casugana c'è il segretario della Liga Veneta Giampaolo Gobbo. Ci pensa lui a difendere il condottiero del Carroccio. Che chi ha delle responsabilità, certamente queste responsabilità se le prenderà, e quindi di questo non sono assolutamente qua a dire. Certo che andare a toccare ad esempio Bossi che non è indagato, questo adesso non è assolutamente non è questo il problema. Il sindaco prende le distanze dagli indagati, specificando che nessun militante risulta ad ora indagato. Ricordo che i 4 veneti indagati non sono assolutamente militanti né attivisti né tantomeno vicini alla Lega. Il sindaco sottolinea anche che l'indagine a ridosso delle elezioni per la prima volta mira ad accertare l'uso dei rimborsi elettorali fatto da un partito. Se è un regolamento di conti, insomma, spiega Gobbo, di certo non è tra leghisti. La responsabilità civile dei magistrati siamo stati gli unici a chiederla, per cui molto probabilmente è evidente che ci si può accanire magari un po' di più.